Cosa facciamo questa mattina? Andiamo ad analizzare insieme cosa significa utilizzare metafore e decodificare metafore nei discorsi tecnico-scientifici, qual è la responsabilità che si affida alla metafora nella comunicazione della scienza, sia nell'ambito propriamente specialistico, quindi una prima metà di questo incontro verterà su come si utilizzano le metafore per esprimere i concetti della scienza e della tecnica, e invece nella seconda metà analizzeremo un po' più da vicino che cosa succede quando questi concetti scientifici espressi per metafora passano nel discorso pubblico, cioè servono per comunicare ai cittadini concetti tecnico-scientifici che possono essere più o meno complessi. Perché questo? Perché normalmente a noi linguisti è affidato un compito di analisi critica di queste metafore. Che cosa sono queste metafore? Cosa producono queste metafore e che cosa significa scegliere una metafora oppure un'altra per veicolare un concetto che ha una ricaduta non solo scientifica ma anche sociale. Ok? Quindi più o meno è questo, diciamo, il panorama in cui ci muoviamo. Ok, adesso dovreste avere sui vostri cellulari questa domanda, alla quale vi chiedo di rispondere con una sola parola. Se io dico metafora, voi dite? Ancora qualche secondo per rispondere. 5, 2. Ok, allora questa nuvola di parole ci dice più o meno quello che l'aula e anche la parte che è collegata a casa, quindi che il gruppo che è venuto qui questa mattina associa al concetto di metafora. Come vedete le parole assumono un carattere più grande a seconda delle persone che l'hanno espresse. Quindi la prima cosa che vi viene in mente quando pensate a metafora è immagine. Perché? Perché normalmente siamo abituati a pensare alla metafora come figura retorica, quindi come strumento figurato del pensiero. Qualcuno di voi infatti ha scritto figura retorica, qualcuno di voi ha scritto retorica, diversi di voi hanno scritto poesia, perché? Perché normalmente, inevitabilmente, se io dico metafora, voi pensate al testo letterario. In realtà, come vedremo poi durante questa mattinata, la metafora non è un ornamento, non è soltanto un ornamento del testo, può essere un ornamento del testo, sì, è stato lungamente studiato come ornamento del testo, assolutamente sì, ma è soprattutto, e questo abbiamo cominciato a studiarlo a partire dagli anni 70-80, è soprattutto uno strumento del pensiero. Quindi abbandoniamo l'idea che la metafora sia una comparazione abbreviata, come abbiamo studiato, molti di noi hanno studiato alla scuola elementare. La metafora è una similitudine abbreviata, ma in realtà non è una similitudine abbreviata, come vedremo, è un'interazione tra concetti. La metafora non appartiene soltanto al testo poetico, la metafora non costituisce soltanto un trasferimento di un concetto su un altro concetto e tantomeno soltanto una sostituzione di parole. Su questo torneremo durante la mattinata, perché quando studiamo le metafore nelle scienze e nelle tecniche noi ci occupiamo del processo cognitivo che è alla base della metafora, è quello che ci interessa, è quello che genera il concetto scientifico. La metafora che noi troviamo all'interno dei testi letterari assomiglia alla metafora scientifica e poi vedremo perché, ma la metafora non si limita al testo letterario, non si tratta solamente di un paragone. È una forma di traduzione, sì, non so chi ha dato questa risposta, però è una risposta interessante perché effettivamente ci permette di esprimere un concetto nei termini di un altro concetto, e questa è una forma in qualche modo di traduzione, e molti di voi hanno scritto analogia e su questo torneremo. L'analogia, come vedremo, non è sempre così evidente, anzi, le metafore scientifiche giocano sulla sorpresa, sul conflitto, su un'interazione che è un'interazione assolutamente inattesa. Quindi questa analogia in realtà non è preesistente alla metafora, ma è costruita dalla metafora. Questo è un aspetto importante perché noi abbiamo la tendenza a pensare che le metafore vengano da sé e quindi
in realtà che questi concetti siano espressi per metafora per renderci la conoscenza più accessibile, ma in realtà molto spesso queste interazioni concettuali sono, scusatemi la metafora, dei matrimoni combinati, dei matrimoni forzati, tra concetti che sono anche molto distanti tra loro. E questo ci deve spingere a pensare che ogni volta che noi ragioniamo per metafora, non stiamo semplicemente prendendo una parola e sostituendola con un'altra, ma stiamo prendendo due concetti, li stiamo facendo interagire per produrre un nuovo spazio di pensiero. E non è detto che tutti interpretiamo la metafora allo stesso modo, cioè che l'interazione tra questi due universi di pensiero dia lo stesso risultato per tutti. Ok, prendiamo un esempio classico che si cita sempre quando si parla di metafore. Se io dico che Achille è un leone, classico esempio, Achille è un leone, cosa vuol dire che Achille è un leone? Che è coraggioso, che è forte in battaglia, che combatte. Okay. Questa è una metafora, diciamo, che viene fuori da una convenzione, ma se io dico ad Achille che è mio figlio, in realtà i miei figli si chiamano Paolo e Stefano, se io avessi un figlio che si chiama Achille, che si è fatto crescere i capelli in maniera smisurata, e dicessi ad Achille: Achille, sei un leone, vai dal parrucchiere a tagliarti i capelli, giusto? Farei comunque una metafora. Però in quel caso il tratto pertinente non sarebbe più il coraggio del leone, sarebbe la criniera del leone. La metafora è un effetto di interpretazione di un enunciato, non di una singola parola. E per avere accesso all'enunciato io devo sapere chi è Achille, che cosa fa, come è fatto, quanto tempo è che non va dal parrucchiere, e così via e così via. Ponendo il fatto che il nostro concetto di leone, peraltro, anche nel caso di Achille è un leone, nel senso che Achille è coraggioso, combatte valorosamente e così via, è veramente molto relativo, perché noi sappiamo bene che il leone non è necessariamente il più attivo, il più coraggioso della famiglia dei leoni, giusto? Perché chi va a caccia? Quando c'è una famiglia di leoni, chi è che va a caccia? La leonessa. Il leone cosa fa? Dorme, giusto? Lo sappiamo adesso questo, ok? Quindi potrei anche dire a mio figlio: Achille, sei un leone, per dire: Achille, sei molto pigro, dormi sempre e non lavori mai. Questo per dirvi che quando noi lavoriamo con la metafora, non lavoriamo con sostituzione di una parola all'altra, noi lavoriamo veramente con l'interpretazione. Questo nel caso della scienza può essere un'arma a doppio taglio, come vedremo poi andando più avanti, specialmente quando la scienza crea una metafora perché sia comprensibile, perché sia accessibile, per divulgare un concetto che potrebbe essere astratto o complesso da comprendere, e che questa metafora si rivela un'arma a doppio taglio, cioè non viene compresa la metafora così come il creatore della metafora vorrebbe. Quindi andando avanti torneremo un po' su tutti questi concetti. Adesso io non ho previsto stamattina, per vostra fortuna, di fare la storia delle teorie sulla metafora, d'accordo? Però è importante sapere che la tradizione classica delle metafore è una tradizione che associa la metafora all'aspetto retorico, stilistico dei testi. Si dice che questo sia colpa di Aristotele, ma poverino Aristotele non è vero, nel senso che nella definizione aristotelica in realtà non si pone l'accento sull'aspetto sostitutivo e lessicale della metafora, dobbiamo questa evoluzione alla retorica classica, sostanzialmente all'interpretazione che di Aristotele ci danno Cicerone e Quintiliano, che cominciano a parlare della metafora come figura retorica, come figura di sostituzione di una parola ad un'altra parola, per rendere il testo più piacevole. E da qui deriva anche l'idea che delle metafore si può fare a meno, che sono una figura dell'ornato, per cui ne possiamo tranquillamente avere il testo metaforico e poi sostituirlo con il testo che non è metaforico. Come vedremo, questo nelle scienze però è impossibile, perché spesso la metafora è l'unico accesso ad un concetto tecnico-scientifico, cioè l'unica denominazione che noi abbiamo, e quindi con questo dovremo fare i conti. La tradizione retorica è una tradizione che noi abbiamo, che perdura fino al XX secolo in realtà, con qualche notevole eccezione, adesso io vado molto veloce, con qualche notevole eccezione, come per esempio nella filosofia di Giambattista Vico, dove la metafora invece è vista come strumento del pensiero, della fantasia. Dobbiamo arrivare più o meno però agli anni 30 del XX secolo perché la filosofia del linguaggio e in parte la psicologia cominciano ad interessarsi alla metafora come strumento di concettualizzazione. Quindi non più come strumento testuale, una parola sostituita ad un'altra parola perché è più bello, perché è migliore, più espressivo,
ma un concetto che interagisce con un altro concetto. È così che noi dobbiamo cominciare a pensare la metafora, è così che la pensiamo oggi, dopo quello che viene definito il tornante cognitivo, la svolta cognitiva, che più o meno si svolge intorno agli anni 80. Anche su questo io sarò molto rapida, poi se qualcuno è interessato mi fa piacere mandarvi un po' di informazioni in più. Nel 1980 Lakoff e Johnson pubblicano un testo che si intitola Le metafore della vita quotidiana, in inglese si intitola Metaphors We Live By, cioè le metafore attraverso le quali noi viviamo. E questo è una svolta fondamentale. Perché è una svolta fondamentale? Perché ci dice che le metafore non sono solo nel testo letterario, sono veramente nel nostro linguaggio quotidiano. Noi non ce ne accorgiamo, ma costantemente utilizziamo delle metafore, in permanenza, più o meno convenzionali, normalmente convenzionali, ed è per questo che non ce ne accorgiamo, sono metafore che ormai fanno parte del nostro modo di pensare. Però un esempio tra tutti, l'esempio classico che si cita dal testo di Lakoff e Johnson, è il nostro modo di concettualizzare la conversazione, la discussione. Se ci pensate, più o meno in tutte le lingue che magari conoscete o padroneggiate, la conversazione è vista come una piccola guerra, giusto? Dite di qualcuno che ha demolito i vostri argomenti, dite di qualcuno che ha attaccato il vostro punto di vista, che voi vi siete difesi. Quando dite a qualcuno spara, giusto? In italiano, quando dite a qualcuno dai su, spara, in realtà lo state incitando a dire qualche cosa, però utilizzate una metafora che è una metafora bellica. E questa metafora, se ci ragionate un po' in tutte le lingue che potete farvi venire in mente, è una metafora pervasiva. Noi concettualizziamo la discussione come una piccola guerra. In realtà, come vedremo, noi concettualizziamo tantissime cose come una piccola guerra. E quanto questo incide sul nostro modo di agire, interagire, ci sembra banale, ma non è banale. Se noi concettualizzassimo la discussione come una danza, è stato scritto, probabilmente il nostro modo di approcciarci alla discussione sarebbe meno teso, sarebbe più collaborante, d'accordo? Quindi in realtà in questo caso, poi lo vedremo insieme, parliamo di un concetto che è un concetto che si chiama in inglese framing, cioè modo di inquadrare. È come se noi sul concetto di discussione inquadrassimo la discussione come una piccola guerra. Questo nelle scienze non è banale, è fondamentale, sia nella creazione del concetto che nella divulgazione del concetto. Come andiamo a vedere tra poco. Vado avanti. Ok, allora vi faccio una domanda per la quale non siete tenuti ad avere conoscenza pregressa. La teoria delle stringhe è una teoria dell'astrofisica, è una teoria economica o è una teoria sociologica? Andate pure velocemente. Vediamo di rispondere a questa domanda e continuiamo. Pochi secondi ancora. Ok, non tutti sono riusciti a rispondere, ma vediamo che cosa avete prodotto. Ok, va bene. Per 6 di voi la risposta è corretta e la teoria delle stringhe è una teoria dell'astrofisica. Scusatemi, è una teoria dell'astrofisica che noi dobbiamo ad un fisico italiano che si chiama Gabriele Veneziano, che è riuscito a creare questa teoria, che è una teoria che ci dice che le particelle dell'universo si comportano un po' vibrando come delle, in realtà non come delle stringhe, ma come delle corde di strumenti musicali. Sul fatto che poi queste corde siano diventate stringhe torniamo più avanti, quando parliamo di traduzione più o meno felice delle metafore creative. Che cosa ha di particolare questa metafora? Ha di particolare che quella teoria si chiama così, non si chiama altrimenti, si chiama in questo modo, e che il fatto di utilizzare la metafora è funzionale alla creazione e alla trasmissione della teoria. Noi possiamo concettualizzare questa teoria solo se la pensiamo così come è stata enunciata da Veneziano, attraverso la metafora delle corde. Chiamiamola delle corde perché altrimenti perdiamo tutta l'interazione che c'è sotto. Questo è un primo tipo di metafora che si trova nelle scienze ed è una metafora creativa, perché in realtà quando voi avete scritto analogia nella domanda precedente, qui l'analogia non è mica così evidente. Come faccio io a pensare che
osservo le particelle dell'universo, che peraltro sono, diciamo, già di per sé difficili da categorizzare e anche da visualizzare, e mi vengono in mente le corde dello strumento musicale. Non è detto, giusto? Non c'è nessuna analogia evidente tra i due concetti che sono convocati nella metafora. In questo caso la metafora è potentemente creativa. Perché? Perché ci spinge in qualche modo a superare quelli che sono i limiti della nostra concettualizzazione ordinaria. Se vado troppo veloce ditemelo, perché io ho tendenza a parlare a velocità smodata, come si dice in un film famoso. Qui se vado troppo veloce ditemelo, ok? E qui è la metafora che crea l'analogia. Cioè io, per decodificare il termine, devo fare interagire due universi di pensiero che sono molto distanti tra loro. Devo andare a cercare il motivo per cui Veneziano ha pensato che questa teoria si potesse definire teoria delle corde. Gli scienziati sono molto consapevoli di questo. Infatti, come vedremo nel seguito della presentazione, spesso dedicano delle pagine per spiegare la metafora che è stata scelta, perché quella e non un'altra. Qual è il modo corretto di identificare quella metafora? Perché? Perché sanno che su quella metafora molto probabilmente ci sarà discussione, ci sarà polemica, ci sarà un dibattito scientifico, magari ci sarà anche sulla scoperta, ma ci sarà anche sulla metafora che è agganciata alla scoperta. E come vedremo, ogni volta che si cambia paradigma, normalmente si cambia anche la metafora di riferimento. Qui abbiamo proprio l'evidenza che la metafora non è meramente sostitutiva, perché qui non possiamo dire altrimenti questa cosa, la dobbiamo dire solo in questo modo, che la metafora non è un affare lessicale, ma è un affare concettuale, perché per decodificare questo io devo fare interagire tutto quello che so delle stringhe, delle corde, scusate, e tutto quello che so delle particelle dell'universo, del loro comportamento. Non è appartenente al testo letterario, è uno strumento euristico, si dice, cioè uno strumento che ci permette di ottenere conoscenza, di arrivare alla conoscenza, di accedere alla conoscenza. E per questo è stata utilizzata sempre nelle scienze, fin dall'antichità. Anche se, come vedete, e come dicevamo prima, la metafora è una questione di interpretazione, quindi non è detto che l'interpretazione di questa interazione sia univoca, sia condivisa. È per questo che, per esempio, a partire dal XVII secolo, con la rivoluzione scientifica, molti scienziati si sono opposti all'uso della metafora nelle scienze. Perché? Perché la metafora era considerata come uno strumento ambiguo, interpretabile, e che in qualche modo pervertiva l'idea che il linguaggio scientifico è un linguaggio preciso, esatto. Però, come vedremo, poi delle metafore non si può fare a meno in alcuni casi. Questo è un primo tipo di metafora estremamente creativa. Il nostro collega Michele Prandi direbbe che è una metafora conflittuale, cioè che c'è un conflitto tra questi due concetti. Sono due concetti che noi mettiamo insieme e colleghiamo, come appunto in un matrimonio obbligato, un matrimonio forzato, ma che di per sé non avrebbero nessuna attinenza a priori, d'accordo? Questo è il grado massimo di libertà che noi abbiamo quando creiamo le metafore, la possibilità di collegare concetti che sono molto distanti e di creare concetti nuovi, come in questo caso. Vediamone un'altra. Scusate. Sì, questo, andiamo avanti, la freccina che c'è qua. Grazie. Ok. Allora, invece, se vi parlo di orsi, tori, anatre zoppe, api assassine, cigni neri, dove siamo? In che zoo siamo? Siamo nello zoo della sociologia? Siamo nello zoo della biologia? Siamo nello zoo della finanza? Qui più semplice, forse, se avete un po' di familiarità. Vediamo. Ok, no, non siamo tutti d'accordo, va bene, ma meglio, va benissimo, va bene così. Allora, non siamo tutti d'accordo. In realtà siamo nel linguaggio della finanza. Chi è che aveva indovinato? Solo 3, però qualcuno può gloriarsi e dire io lo sapevo.
Perché siamo nel linguaggio della finanza? Se ci pensate, magari non siete investitori, d'accordo? Nemmeno io. Magari non leggete i rendiconti finanziari delle borse, a me qualche volta è capitato. Il linguaggio della finanza è pieno zeppo di animali, pieno, tantissimi. Adesso io ne ho messi 4-5, ma sono tipo una ventina almeno. Ci sono gli orsi e i tori, e forse l'avrete sentiti questi, perché sono famosi, e se avete mai visto la foto della borsa di Francoforte, fuori dalla borsa di Francoforte c'è una statua enorme di un orso e di un toro, e ci si potrebbe chiedere come mai fuori dalla borsa è vero che noi fuori dalla Rai abbiamo il cavallo di Viale Mazzini, però lì c'è un orso e un toro enormi, ok? Perché? Perché gli orsi e i tori sono i termini che definiscono il mercato rialzista e il mercato ribassista. E perché definiscono il mercato rialzista e il mercato ribassista? Perché l'orso attacca dall'alto verso il basso, il toro attacca dal basso verso l'alto. Per questo parliamo di mercato orso e di mercato toro. Poi parliamo anche di api assassine, di anatre zoppe, poi parliamo di cigni neri, poi parliamo di alligatori. C'è un bestiario importante nel linguaggio della finanza che deriva dall'inglese, su questo tornerò poi più avanti, sul fatto che in realtà queste metafore spesso sono trasposte da altre lingue, quindi fanno una loro vita non sempre felicissima, come abbiamo visto prima con le stringhe. Questo è un secondo tipo di metafora, un po' diverso da quella di prima. Perché? Perché questo che cosa produce? Produce in realtà una metafora strutturale, cioè tutto il campo della finanza è visualizzato, visualizzabile, concettualizzabile, un po' come una giungla. Non è un solo concetto in questo caso, ma è tutto il dominio che viene in qualche modo mappato dalla metafora, come vedremo anche poi, vi faccio vedere qualche altro esempio. E questo produce un effetto su di noi che magari non investiamo, ma comunque siamo esposti a questo tipo di informazione. Perché se noi concettualizziamo il linguaggio della finanza come una giungla, vuol dire che nella legge della giungla l'animale più forte ha la meglio sull'animale più debole. E conseguentemente noi concettualizziamo quel dominio del sapere in un certo modo. In italiano c'è un termine che nelle altre lingue non c'è, gli investitori spesso vengono definiti parco buoi, e questo ci dice tantissimo sulla fiducia che la finanza ha negli investitori medi, ok? Questo è un secondo tipo di metafora. Questa metafora è potentissima nelle scienze, perché io posso concettualizzare un intero dominio secondo una certa metafora concettuale. Per esempio, il dominio della biologia è concettualizzato spesso secondo il modello della società umana. Le cellule interagiscono un po' come in una società. Ci sono diverse figure, ci sono le cellule ospiti, ci sono addirittura delle proteine che hanno nomi molto particolari. C'è una proteina che si chiama chaperonina. Chi studia il francese, ma anche chi non studia il francese, sa cos'è uno chaperon. È un accompagnatore, ok? Quindi quando, non lo so, tanti anni fa, quando le giovani fanciulle non potevano girare da sole, erano accompagnate, d'accordo? Quindi erano accompagnate da una dama di compagnia, da una zia, persino mia madre quando usciva era ancora accompagnata dalla sorellina, ma che aveva questa funzione di chaperon, cioè di controllare quali erano le interazioni di mia madre sostanzialmente con i ragazzi. La chaperonina fa un po' questo, cioè è una proteina che controlla alcuni fenomeni all'interno delle reazioni cellulari. Ma abbiamo le proteine argonauti, abbiamo proteine che hanno nomi apparentemente molto fantasiosi, ma che in realtà non sono meri effetti di stile. Perché? Perché noi poi concettualizziamo la biologia in un certo modo e concettualizziamo il comportamento cellulare in un certo modo. Adesso poi vediamo qualche altro esempio di questo secondo tipo di metafora. Quindi, primo tipo, estremamente creativo, conflittuale; secondo tipo, strutturante. Questo poi è particolarmente utilizzato, lo vedremo, perché gioca su una certa convenzionalità della metafora, per la quale noi adesso non ci stupiamo più se parliamo di orsi o di tori, siamo abituati. E questo essere abituati, noi vedremo, ha dei lati positivi, poi anche dei rischi.
faccio vedere un terzo tipo. Allora, se parliamo di gondole, ma non siamo a Venezia, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pale eoliche, stiamo parlando di modelli di camicie, stiamo parlando di formati della pasta. Non siete tenuti a saperlo, cioè, è chiaro che è una mia fissazione, quindi io so un sacco di esempi strani, adesso ne vediamo tanti stamattina. Ok. Oh, 4 di voi hanno capito che stiamo parlando di pale eoliche, a caso forse, o forse no. La gondola è la parte della pala eolica dove c'è il motore, ok? In cima c'è questa cosa che si chiama gondola. Non stiamo parlando di modelli di camicia, ma potremmo comunque, perché abbiamo un sacco di metafore nel linguaggio della moda. Abbiamo i pantaloni a zampa d'elefante, abbiamo le maniche a farfalla, abbiamo palloncino, adesso l'abito a uovo, abbiamo un sacco di metafore di questo genere. Non stiamo parlando di formato della pasta, ma potremmo, adesso tra poco andiamo a parlare di formato della pasta, stamattina. Stiamo parlando di pale eoliche. Questo tipo di metafora è ancora leggermente diverso da quello che abbiamo visto prima, perché in realtà non è che attraverso la metafora marittima o della navigazione noi strutturiamo tutto il campo dell'energia rinnovabile, semplicemente stiamo mappando un oggetto dandogli una denominazione metaforica sulla base di una evidente analogia percettiva. In questo caso quell'oggetto assomiglia davvero a una gondola ed è per questo che noi lo denominiamo in questo modo. In questo caso la metafora sì ha una funzione denominativa basata su un'analogia di forma o di funzione, come vedremo poi più avanti, ma è un'analogia isolata, cioè non si crea nessuna rete intorno a questa metafora. Ci interessa, diciamo, fino a un certo punto. In realtà, come vedremo, quelle che ci interessano di più sono le metafore convenzionali che strutturano l'intero dominio. Perché? Perché poi noi siamo abituati a ragionare su quel dominio in un certo modo e questo crea degli effetti. Ok, vi faccio ancora una domanda e poi apriamo la presentazione. Ok, secondo voi cosa hanno in comune tutte queste espressioni? Adesso che siamo un pochino più addentro alla questione. Vi lascio qualche secondo in più per rispondere. Non c'è una risposta giusta, ve lo dico, non vi preoccupate, cerchiamo di... Ok, molte cose che sono venute fuori le abbiamo viste, sono associazioni tra concetti, normalmente effettivamente avete ragione su questo, ma poi non sarà sempre così, associano campi conosciuti a concetti più complessi, hanno la funzione di semplificare fino ad un certo punto, vedremo, perché in realtà la metafora può rendere anche più complessa la faccenda nell'interpretazione, quindi hanno in realtà la funzione di permettere l'accesso al concetto secondo un determinato punto di vista, come vedremo, non necessariamente di semplificare, qualche volta in realtà non si semplifica tantissimo, anzi si rende più complessa la faccenda. Non pensiamo a queste metafore come metafore quando le utilizziamo, molto spesso, qualche volta però sì, quelle creative in realtà ci sfidano in qualche modo, perché quelle creative le dobbiamo interpretare, quindi ci lasciano un pochino più sorpresi. È una questione di interpretazione, non sono rappresentative, se posso chiedere se qualcuno si sente di chiarire la risposta, così magari... Prego. Devo dire che non è scontato che la metafora corrisponda per forza al campo, ad esempio al campo finanziario, No.
Esatto, ok. Come fatto non dici che esattamente, sì, grazie. Mi dice il nome? Claudia ha ragione, nel senso che non c'è un'analogia evidente. Quindi quando noi diciamo la metafora è fondata sull'analogia, in realtà stiamo dicendo una mezza verità, perché la metafora la crea l'analogia. Poi noi nei linguaggi scientifici, come vedremo, facciamo un processo di validazione della metafora, perché la comunità scientifica deve essere d'accordo sulla metafora, altrimenti la metafora non funziona. Quindi facendo il processo di validazione le diamo una certa coerenza e le diamo anche convenzione, la stabilizziamo. Però di per sé, come ha notato giustamente la vostra collega Claudia, non c'è una evidente analogia, d'accordo? Ok, vi faccio adesso, passiamo alla presentazione, se riesco a spostarmi. Sa che dobbiamo ricondividere la finestra. Dovrebbe essere solo un secondo. Aspetta, scusate, ma... Grazie. Ok. La vedete anche a casa? Forse no. Sì, si vede okay. perfettamente. Sì. Ok, grazie mille. Ok. Allora, andiamo a vedere con questa presentazione cosa significa quindi studiare le metafore nella scienza, ma soprattutto nella comunicazione della scienza, con uno sguardo critico, senza, come dire, accettarle così in prima battuta. Questa figurina l'ho messa perché la metafora è un po' questo, cioè è una pecora nera in un gruppo di pecore bianche. Non è mia questa cosa, è di Geoffroy de Vinsauf, siamo nel XIII secolo se non erro, e lui dice proprio questo, cioè dice che la metafora è come una pecora che pascola nel campo di qualcun altro, un campo che non è il suo, è come una pecora nera in un gregge di pecore bianche. Perché? Perché in un testo o in un discorso che ha una certa isotopia io vado ad inserire un elemento che è un elemento apparentemente estraneo, è come un pesce che salta fuori dalla boccia. Facciamo metafore anche noi, come vedete. Quando si studiano le metafore poi alla fine si procede per metafore. Quindi andiamo a vedere cosa significa utilizzarle, andiamo a vedere cosa significa anche comprenderle. Perché parlare di metafore nelle scienze e nelle tecniche è un po' fare come Alice nel Paese delle Meraviglie, che in questo caso apre una porta, no? Oppure cade nella tana del bianconiglio. E sembra una cosa semplice. Quando io ho iniziato tanti anni fa a studiare le metafore mi sembrava una cosa simpatica, andare ad analizzare le espressioni figurate dei testi. Invece in realtà, al di là del primo impatto, la metafora è estremamente complessa da analizzare, nel suo funzionamento, nei suoi risultati e anche nell'impatto che ha sulla comunicazione, perché ha un impatto molto più ampio rispetto a quello che si potrebbe credere in prima battuta. Quindi andiamo a scostare un po' la tenda e andiamo a vedere che cosa c'è dietro. Vi faccio vedere alcuni esempi. Ok, qui siamo in un campo, è il campo del linguaggio delle ferrovie, giusto? Voi direte, metafore nel linguaggio delle ferrovie, non mi sarebbe mai venuto in mente. Invece i linguaggi tecnici sono pieni di metafore, che sono metafore denominative isolate, come quella che abbiamo visto prima, la gondola. Ce ne sono tantissime. È il caso più semplice questo, ma non così semplice in realtà. Okay? Questi in realtà che vedete a schermo sono tutti, in lingua italiana, sono tutti animali. Se io vi chiedessi quali animali sono, riuscireste voi a dirmi che animali sono? No. Perché? Perché non c'è nessuna reale analogia evidente tra i due concetti che sono convocati nella metafora. Nella fattispecie, questo e questo sono coccodrilli, entrambi. Questo forse si poteva capire di più. Un coccodrillo, un tipo di... ma anche la traversina che c'è qui è un coccodrillo. Questo è una marmotta, davvero, non l'ho inventato io. È una marmotta, perché? Perché vagamente assomiglia a una marmotta che sporge dalla massicciata. Questo invece è un macaco.
perché ha una lunga coda, è il segnale dello scambio. Questo qui in francese, in Svizzera, si chiama segnale nano. È metaforico anche quello, ma non è la stessa metafora. Infatti, perché non è la stessa metafora? Perché in realtà l'analogia non è così evidente. Questi sono tutti animali, non sono collegati tra di loro, non concettualizziamo certo il linguaggio delle ferrovie come uno zoo, come ci succede invece con la finanza, che è una giungla, però in questo caso difficilmente noi saremmo riusciti a scoprire che metafore sono, e infatti in ogni lingua queste metafore esistono o non esistono o possono essere diverse. Questo a riprova del fatto che ogni lingua poi sfrutta il proprio come dire, repertorio lessicale per creare queste metafore, e qualche volta queste metafore non sono disponibili in un'altra lingua e quindi non vengono utilizzate in questo modo. Adesso vediamo un esempio abbastanza evidente di questo. Grazie. Ok, questi invece sono i formati della pasta di cui abbiamo parlato prima. I formati della pasta sono tutti metaforici, o quasi, ma direi che tutti, in qualche modo sono tutti metaforici. Qui ce ne sono alcuni, non ci sono tutti. Anche queste sono metafore a base denominativa isolata, non costituiscono una rete queste metafore, però ci permettono effettivamente di denominare velocemente. Questo nei linguaggi tecnici spesso si fa, sono i tecnici a farlo, per avere un accesso veloce al concetto, rapido. Certo, potremmo creare altri nomi, però ce ne sono alcune che sono particolari. In italiano per esempio noi abbiamo, e se andate al supermercato forse le trovate, abbiamo anche i paternoster e le ave marie. Sono paste da minestra. I paternoster sono un po' più grossi, le ave marie sono un po' più piccole, e pare che si chiamino così perché ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice che i paternoster sono i grani del rosario del Padre Nostro, sono più grossi di quelli delle ave marie, non sono esperta di rosari, però insomma questo è. E altri dicono che invece si riferiscano al tempo di cottura, cioè il paternoster è un po' più grosso, quindi ci vuole il tempo di un Padre Nostro per farlo cuocere, che è un po' più lungo di quello di un'Ave Maria. Ma questa è una denominazione assolutamente culturale. Noi abbiamo ancora le tripoline, ok? Cioè, abbiamo un formato di pasta che si chiama tripoline. Questo ci dice che le metafore non sono universali, ma sono anche molto legate alla cultura d'appartenenza. E infatti la traduzione delle metafore spesso non è così semplice come può sembrare. Termini metaforici non si possono spesso tradurre con l'equivalente della parola corrispondente, perché il termine ha un altro tipo di percorso, come vedremo. Quindi sono parole della lingua comune che si specializzano, ma in ogni lingua possono essere diverse. Alcune di queste appartengono effettivamente alla nostra cultura d'appartenenza, non potremmo trovare traduzioni. Infatti i formati della pasta in tutto il mondo sono prestiti. Anche queste però sono metafore isolate. Il linguaggio della moda ha un sacco di metafore di questo genere. Molti tessuti, pied pull per esempio, per farvi un esempio abbastanza evidente, è una metafora analogica molto basica. Secondo tipo di metafora l'abbiamo già visto, abbiamo gli orsi contro i tori, le api assassine, le anatre zoppe, cigni neri, che sono in realtà questi eventi catastrofici che si producono una volta ogni tanto tempo e che cambiano completamente il comportamento del mercato e così via. Anche qui queste metafore fanno parte di una cultura condivisa. Le persone che investono in borsa sanno benissimo a che cosa si fa riferimento quando parliamo di anatre zoppe, cigni neri e così via. Il pubblico invece questo non lo sa. In questo la metafora deve essere maneggiata con cautela, va spiegata e va anche monitorata nell'effetto che può avere sul ricevente. Questo lo vedremo più da vicino quando andiamo a vedere come funzionano i concetti scientifici quando vengono divulgati. Cosa significa parlare di scienza utilizzando metafore? Altri concetti? Questo chi è? Oh, non siete, ok, stavo dicendo, siete troppo giovani, invece no, non siete troppo giovani, perché adesso di nuovo, no, si gioca a Pac-Man.
ok, che è un gioco dei tempi miei. Ok, anche questo è un concetto economico, finanziario. È una manovra di acquisizione che si può fare, si chiama Pacman Strategy. Adesso questo per farvi notare un'altra cosa. Questa è Lady Macbeth, perché c'è anche una Lady Macbeth Strategy nella finanza. Poi c'è questa, la conoscete? Questa è Riccioli d'oro, giusto? Sapete la favola di Riccioli d'oro? Confusamente, ok, Riccioli d'oro va nel bosco e arriva in una casetta. In questa casetta ci sono, sembrava una lezione universitaria, in realtà era una roba tipo giardino d'infanzia. Va in questa casetta ci sono 3 lettini, uno è troppo lungo, l'altro è troppo corto, l'altro è perfetto. Poi ci sono 3 ciotole di zuppa, una è troppo calda, l'altra è troppo fredda, l'altra è perfetta. Da questo viene fuori il concetto di Goldilocks Economy. E non solo di Goldilocks Economy, ma è nato come concetto di Goldilocks Economy. Che cos'è l'economia Goldilocks? È l'economia in cui c'è un equilibrio. Non perfetto magari, ma è il momento in cui il mercato si stabilizza. Questa invece è un esempio interessante. Qualcuno la riconosce? Questa è Boderek, che magari per voi, la maggior parte di voi non vuol dire niente, per la gente della mia generazione magari un pochino più conosciuta, attrice famosa, icona di bellezza degli anni '80. Cosa ci fa Boderek nel linguaggio dell'economia? Boderek negli anni 80 e 90 era la denominazione di un tipo di azione, i Boderek Stocks, che erano più pregiati degli altri. Ok? Allora, su questo termine, che poi è diventato Raquel Welch Stocks, e poi fortunatamente qualcuno si è accorto che era vagamente sessista questa cosa e quindi non si usa più. Okay. Cosa ci dicono questi esempi? Ci dicono che la metafora è potentemente culturale, non solo legata ad un'area linguistico-culturale, ma spesso legata anche ad una generazione, a una cultura condivisa. Io vi ho fatto vedere Boderek, se vi avessi detto Boderek Stocks voi mi avreste detto e quindi? Però per una persona negli anni 80 i Boderek Stocks avevano un senso, perché Boderek era il massimo della, come dire, possibile espressione della bellezza femminile e conseguentemente il massima espressione della potenzialità dello strumento finanziario, d'accordo? Su quanto queste metafore possono essere influenzate, adesso non ho il tempo purtroppo, dalla questione di genere si potrebbe lungamente discutere, perché ce ne sono alcune in tanti campi che suggeriscono una certa visione del mondo, o suggerivano, grazie al cielo, una certa visione del mondo. Vi faccio un altro esempio completamente diverso che non c'entra niente. In francese fino a qualche tempo fa si poteva dire che un vino aveva de la cuisse, che era robusto, rinviando ad un'immagine ovviamente del corpo femminile. Anche qui il termine è stato cambiato, eliminato. Quindi queste metafore suggeriscono sempre un orientamento, una visione del mondo, è per questo che vanno maneggiate con molta cautela in realtà, nelle scienze più che nel linguaggio comune. Ok, siamo sempre nell'ambito della finanza. Questo giocatore di football deve fare una presa disperata. Questa presa disperata si chiama Hail Mary, Ave Maria, letteralmente. È già una metafora nel linguaggio del football. Ma è una metafora anche nel linguaggio economico, perché il linguaggio economico non è soltanto una giungla, ma è anche un gioco. E anche questo è un framing interessante, perché se è un gioco, tutti possono giocare, giusto? È facile giocare. Se diciamo che la finanza è un gioco, tutti quanti possiamo fare i nostri investimenti senza tanta difficoltà. Anche questo è un framing che non è banale, va studiato. Tant'è vero che tutti questi termini che vi faccio vedere adesso, che in inglese sono appartenenti al campo dei giochi, anche dei giochi d'azzardo, in francese vengono trasposti, forse l'avrete già studiato questo fenomeno attraverso le commissioni ministeriali di terminologia,
e sono tutti termini che in francese non sono metaforici. Perché? Perché le commissioni ministeriali hanno deciso di privilegiare la comprensibilità del termine e non l'ambiguità che in qualche modo, o comunque l'inquadramento che la metafora può veicolare. Nel linguaggio invece di stampo anglosassone, nella finanza, noi abbiamo un sacco di metafore dei giochi. Questo poverino deve fare questa mossa disperata che si chiama Ave Maria, e quindi è disperata nel football ed è una mossa poi anche disperata nell'ambito della finanza. Questo invece sta facendo, e siamo nel baseball, sta facendo quello che si chiama hit and run, che in francese diventa action éclair, cioè un'azione veloce, rapida, molto spesso rischiosa. Queste invece, forse le avete riconosciute, sono le fiche del poker e si chiamano blue chip. Le azioni blue chip sono le azioni più pregiate di un determinato listino. Questa viene dal poker. In francese diventano action de premier ordre. E questo è interessante, perché significa che lì c'è un lavoro che tende a decostruire una metafora che è percepita come una metafora potenzialmente pericolosa per l'investitore. Nessuno di noi ci pensa mai, perché questo è un lavoro che noi facciamo nel back office, ok? Del cervello, cioè tutte queste metafore che noi sentiamo ci influenzano, ma noi non ne siamo coscienti perché ci sembrano assolutamente plausibili, è un modo diverso di chiamare un concetto, però dopo diversi esempi, dopo che siete esposti per parecchio tempo ad un certo tipo di metafora, voi concettualizzate quel campo in quel modo, e questo significa che con gli effetti positivi e negativi che questo può avere, molto spesso con degli effetti distorsivi. Qualche volta questi effetti distorsivi non sono desiderati, vengono fuori, diciamo, dalla denominazione che circola. Qualche volta questi effetti discorsivi possono essere coscienti e anche utilizzati, lo vedremo nel discorso pubblico, con effetto persuasivo, per essere gentili. Poi andando avanti magari ne parliamo un po' più nel dettaglio. Ok, chi è questo signore? Quindi abbiamo visto le metafore denominative, abbiamo visto quelle strutturanti. Non vi ho messo l'esempio del vino, ma il vino è un altro campo metaforico che procede per, scusate, campo specialistico che procede per metafora. Se avete fatto una degustazione di vini nella vostra vita, l'avete fatta? Mai? Qualcuno sì? Ok. Si sarà accorto che il linguaggio del vino è quasi completamente antropomorfico, per cui il vino è giovane, vecchio o invecchiato, che nella lingua comune sono sinonimi, ma nel linguaggio del vino no, perché un vino invecchiato è buono e un vino vecchio no, quindi attenzione. Vi sarete accorti che ci sono vini nobili, vi sarete accorti che ci sono vini che possono essere anemici, il vino ha un corpo e così via. Quindi anche lì noi concettualizziamo il vino anche nelle varie lingue in maniera leggermente diversa, ci sono vini più, cioè figurazioni più maschili, figurazioni più femminili, ma insomma, vabbè. Non ho portato il vino, quindi non posso farvi fare un laboratorio sulla degustazione. Questo signore invece, secondo voi che mestiere fa? Perché visto così... Un genetista? Quasi, è uno scienziato, è un chimico fisico. Questo signore è un chimico fisico ed è uno dei miei personaggi preferiti. Si chiama David Mermin. Non è importante che lo ricordiate, ma vi racconto questa cosa per dirvi quanto la metafora può essere invece personale. Cioè finora abbiamo visto dei casi in cui si può ricostruire un'analogia, ok? Adesso vediamo che invece nella creazione scientifica qualche volta l'analogia sta nella persona che ha creato la metafora, è solo nella sua testa, e se lui non spiega l'analogia il concetto è inaccessibile, o comunque è inaccessibile alla denominazione. Questo accade molto spesso nel linguaggio delle scienze dure, laddove i termini effettivamente sono creati per metafore, sono particolarmente creativi, coinvolgono universi di pensiero che sono molto distanti tra di loro. Questo signore ha creato un termine che è il termine Boojum, scritto B-O-O, adesso vi faccio vedere, qui nell'immagine si vede ad un certo punto, adesso in cima, B-O-O-J-U-M, Boojum, che è il termine che designa, se non vado errata, una, chiedo scusa eventualmente se ci sono dei microfisici nell'aula, una reazione dell'elio 3. Allora,
questo Bogium ha una storia interessante e lui stesso, David Mermin, ha dedicato un articolo alla creazione del termine, per spiegare come lui era arrivato a definire questo termine con quella denominazione. Quindi scopre questa reazione dell'elio-3, capisce che ha fatto una scoperta scientifica, capisce che deve trovare una denominazione e qui si apre, anche qui se siete interessati se ne può poi discutere anche a distanza, si apre una fase molto interessante, perché quando c'è una scoperta scientifica normalmente si cerca una metafora di impatto, cioè una metafora che sia creativa, che possa stupire. Perché? Perché questo permette di legittimare la ricerca, darle un nome preciso, orientare la conoscenza sul concetto in un certo modo, come vedremo. Poi mi dite i tempi perché io non vedo l'ora. No, perché c'è ancora un salvo. E orientare quindi la conoscenza in un certo modo e mettere un sigillo sul termine. Allora, questo signore, David Mermin, vede questa reazione dell'elio-3 e ha una reminiscenza, mentre guarda questa cosa e dice devo trovare un nome per questa cosa, un nome però che sia d'impatto, gli viene in mente che ha letto un poemetto di Lewis Carroll che si chiama The Hunting of the Snark, cioè la caccia a questo animale, diciamo, immaginario, lo snark, e che all'interno c'è un altro animale che si chiama Bogium, e che questo Bogium è un animale che softly and suddenly vanishes away, scompare velocemente. E siccome gli viene in mente che più o meno è la stessa cosa che sta osservando nella reazione dell'elio-3, dice ok, lo chiamerò Bogium. Allora, per capire questo, se non viene il professor Mermin, capite bene che l'interazione è praticamente inaccessibile. Lui scrive questo articolo, lo manda a Nature e Nature risponde dicendo ma ci sembra che Bogium sia una scelta un po' particolare. Non è che le piacerebbe chiamarlo in un modo più comprensibile? Per esempio potrebbe chiamarlo Flower, potrebbe chiamarlo Fountain. E lui dice no, questa era l'idea che io ho avuto fin dall'inizio, quindi per me si chiama Bogium. E questo oggetto, questo concetto, si chiama Bogium in tutte le lingue. Potere della metafora creativa, ma anche conflittualità di questa metafora. Qui l'analogia dov'è? Se non ce la spiega lui, lo stesso accade per altri termini scientifici famosi. Quark viene da Finnegan's Wakes, c'è un frammento in Finnegan's Wakes dove il personaggio dice 3 quarks for Master Mark. Questo quark non si sa che cosa sia, ma Ray Gell-Mann dice ok, questo termine è il termine che io voglio utilizzare per definire questa scoperta. Tantissime metafore scientifiche vengono da letture, passioni condivise, i fumetti. Ci sono molti termini dell'informatica che derivano da termini dei fumetti, per esempio. Quindi le comunità scientifiche lavorano anche sull'effetto di sorpresa che crea la metafora. Qui in realtà, se io non me l'avessi spiegata, questo termine per noi non è una metafora, non è riconoscibile come tale. Questo è il massimo livello di creatività. Però è vero che ci sono diversi termini che derivano da conoscenze personali, associazioni di pensiero completamente individuali. Ok, questa invece è la nostra teoria delle stringhe, più o meno rappresentato o rappresentabile, però ci spiega che cosa intendeva quando parlava di teoria delle stringhe, parlava delle corde, perdonate, perché lui poverino, delle corde, parlava di questo. In questo caso, come nel caso del Bogium, in realtà noi abbiamo bisogno di questa metafora per concettualizzare questo fenomeno scientifico, perché è talmente astratto, o talmente piccolo, o talmente grande, che non avremmo modo di farlo altrimenti. Per questo parliamo di strumento euristico. Ok, vado veloce. L'astrofisica è piena di metafore, se qualcuno si vuole interessare ad un linguaggio in particolare, il linguaggio dell'astrofisica piena di metafore di ogni genere, non solo la teoria delle stringhe, ma per esempio questa è una metafora invece strutturante, la metafora antropomorfica, le stelle come persone, parliamo di corpi celesti, questo un po' in tutte le lingue, ci sono generazioni di stelle, in francese ci sono le pouponnières d'étoiles, che sono piccoli vivai dove le stelle crescono, ci sono le stelle compagne, ci sono le stelle cannibali, e così via. Quindi anche in questo caso cosa vuol dire poi strutturare l'astrofisica come se fosse una società umana? Vuol dire che noi andiamo in qualche modo a far interagire due concetti, a concettualizzare quindi il comportamento dei corpi celesti, sempre corpi celesti, come se fossero persone.
attribuiamo loro magari una volontà, oppure attribuiamo loro dei sentimenti, cosa che assolutamente non hanno. Questo lo vedremo anche tra poco per i geni, e questo può limitare la nostra conoscenza, può farla avanzare, ma può farla anche in qualche modo frenare. Adesso tra poco vediamo un esempio di questo. Ok, quindi per riassumere, e siamo sempre nell'ambito, qui sono piuttosto nell'ambito della biologia. Alcune metafore sono riconoscibili, ma non del tutto. Questa qui si chiama hairpin loop, cioè letteralmente è un frammento del DNA che ha la forma di una forcina per i capelli, ma anche quando parliamo dell'elica del DNA facciamo questo, ok? Quindi metafora isolata. Questa invece è una metafora strutturante, potentissima, ed è quella che ci dice che il DNA è un codice, come il codice linguistico, e quindi ci sono fenomeni di trascrizione, di traduzione. Abbiamo l'RNA messaggero. Adesso io oggi non entro in questo dettaglio, però questa è una metafora strutturante potente che ha una sua storia in realtà. Per esempio nel francese noi la dobbiamo a François Jacob, premio Nobel 1965, che decide di applicare alla biologia il linguaggio della linguistica. Ci sono delle interviste anche televisive, una mi sembra di François Jacob con Roman Jakobson, e lui dice: ho visto che il modello della linguistica era un modello che si poteva adattare e quindi l'ho adattato. Anche questo è un fenomeno interessante che spesso si denomina nomadismo metaforico, cioè le stesse metafore possono passare da un campo all'altro. Il linguaggio della psicanalisi di Freud nasce come ispirazione legato al linguaggio della termodinamica, per esempio. Mutua il paradigma della termodinamica, lo trasferisce nella psicanalisi. Il fenomeno della circolazione, che è una metafora, nasce nel linguaggio agronomico, giusto? Circolazione dei canali dell'acqua per irrigare i campi. Passa nel linguaggio della medicina nel XVI secolo grazie a un medico che si chiama William Harvey, che era andato in Olanda, aveva osservato il sistema delle chiuse e aveva deciso che quello era un buon modello per descrivere la circolazione del sangue. Nel XVIII secolo, Quenet, quando crea la sua teoria economica, aveva studiato medicina e quindi dice: il modello della circolazione del sangue è un buon modello per descrivere la circolazione del denaro. E così noi oggi parliamo anche di circolazione stradale, poi parliamo di circolazione dell'informazione. Tutti questi paradigmi vengono traslati, poi tra poco vedremo che quando vengono traslati magari si deformano anche un po'. Se invece vogliamo trovare una metafora creativa, sempre nell'ambito della biologia, negli ultimi anni si parla di trained immunity, immunità allenata, letteralmente. Questo è un concetto nuovo intorno al quale c'è dibattito e che è una metafora creativa anche questa. Quindi voilà, per come dire, terminare, ci sono diversi tipi di metafore, catacresi isolate, metafore coerenti, metafore creative. Tutte queste però si basano su una cosa in particolare, cioè il fatto che c'è un'interazione tra concetti, non già una proiezione, non solo una proiezione da un campo fonte a un campo target, ma c'è proprio un'interazione, e nell'ambito dell'interazione si creano concetti nuovi. Adesso poi andiamo a vedere alcuni esempi di questo. Perché ve lo dico? Perché negli anni '80 la teoria cognitiva è nata come teoria della proiezione da un campo su un altro, come se noi mettessimo, come dire, un modello, uno stampo, ok? Uno stampo su una materia informe. Prendiamo lo stampo delle corde del violino e la mettiamo sulla materia, ok? Delle particelle dell'universo. In realtà non è così. I due concetti interagiscono e la pressione si esercita tanto sul concetto fonte quanto sul concetto target. Cioè alla fine viene fuori quello che i cognitivisti chiamano un'amalgama, cioè un blend, e questo blend ha caratteristiche sia del campo fonte che del campo target e crea un concetto nuovo. Adesso tra poco vediamo un esempio che vi sarà più chiaro. Fino a qui avete domande? Anche a casa? Ci sono reazioni? Ok. Ok, sì. Allora vado velocemente avanti.
Allora, quello che ci interessa come linguisti non è soltanto capire come si creano queste metafore nelle scienze e nelle tecniche, ma è anche capire quale effetto hanno. Anzi, forse ci interessa di più capire quale effetto hanno. Cioè, andiamo ad analizzare questo fenomeno che viene definito framing, che noi possiamo definire in francese come carrage, inquadramento, letteralmente. In italiano si utilizza framing, ve lo dico già, i linguisti usano framing. La metafora è uno strumento potente di framing. Perché? Perché incanala, orienta la nostra visione del concetto. Magari evidenzia alcuni tratti e ne lascia in ombra altri. Questo è stato studiato dai cognitivisti, è un fenomeno che si chiama highlighting e hiding. Cioè quando io prendo il campo fonte e il campo target, ci sono delle cose che andrò a mettere in luce e altre che andrò a dimenticare. Nel caso del leone, che abbiamo citato all'inizio del nostro incontro, se voglio dire che qualcuno è coraggioso, è il tratto semantico coraggio che vado a valorizzare, non pigrizia, per esempio. Ovviamente questo ci dice ancora una volta che la metafora è una questione contestuale. Cioè, l'enunciato viene interpretato in un contesto, solo in quel contesto è possibile decodificare correttamente la metafora. Se non ho accesso al contesto, non si tratta di comparare due termini. Va bene? Un esempio evidente di framing è questo. Un conto è la donazione del sangue e un conto è la banca del sangue. Qual è la differenza? La differenza è due. Se parliamo di donazione o di banca, se parliamo di banca del sangue, che visione del sangue stiamo andando a veicolare? La banca cosa fa di solito? Maneggia? Denaro, giusto? Ok. Quindi noi vendiamo il sangue come vendiamo in qualche modo il denaro, giusto? Se parliamo di banca del sangue. Anni fa in Italia c'è stato un lungo dibattito sulla dicitura utero in affitto, ok? Perché un conto è don du ventre e un conto è utero in affitto. Ma se parliamo di utero in affitto stiamo parlando di mercificazione del corpo, ciò nonostante all'inizio si è usato tranquillamente il termine utero in affitto come si usa banca del sangue. Ma questi sono fenomeni apparentemente neutri, solo apparentemente neutri, perché in realtà nel nostro pensiero noi applichiamo un framing. Infatti, come vedremo, si lavora tanto adesso, gli studi sulla metafora lavorano tantissimo sulle strategie di reframing. Cioè prendiamo un'inquadratura che è scorretta, o riteniamo che sia scorretta, che possa essere fuorviante, che non sia adatta, e la riformuliamo. Questo si vede benissimo anche in questa slide. Se noi parliamo del DNA come codice, l'ADN in tant code, questo significa che il DNA ha una struttura, si comporta come un codice, può essere decodificato, può essere modificato, editato. Parliamo anche di editing dei geni, ma anche questa è una metafora non banale. Quando parliamo invece di ADN poubelle, che è il nostro junk DNA, lo vediamo tra poco, cioè quello che in italiano viene definito il DNA spazzatura, forse l'avrete sentito nominare. Questo DNA spazzatura è un buon esempio di quanto la denominazione può influire tantissimo, non solo sulla percezione del concetto, ma anche sulla ricerca del concetto. Perché quando parliamo di DNA spazzatura, che è questo termine che questo ricercatore Susumu Ono, che non è nativo anglofono, crea nel 1972, e questa è un'altra cosa non banale, Susumu Ono sta cercando un termine per questa porzione del DNA che non entra nella codificazione delle proteine, e quindi lo definisce junk DNA. Che cosa significa junk DNA? Significa che è qualcosa che, junk in inglese vuol dire non solo spazzatura, vuol dire in realtà qualcosa che non vi serve più, che voi mettete in soffitta, in cantina, in armadio, ma non buttate necessariamente via. Vuol dire che è una cosa che in quel momento non vi sembra utile, ok? Quindi la mettete via. Questo termine junk è già un problema in lingua inglese, ancora più un problema in francese e in italiano, perché viene definito con ADN poubelle
e DNA spazzatura, perché per noi pubelle e spazzatura in realtà vogliono dire proprio quello, non mi serve, lo butto via, non mi interessa, lo butto. Questo già per Junk ha influenzato pesantemente le ricerche su questo tipo su questa porzione del DNA, e solo negli anni 2000, quindi sono stati 30 anni, negli anni 2000 il progetto Genoma mette in evidenza che in realtà sì, magari non rientra, diciamo, nella questione proteine, ma quel segmento del DNA serve a qualcosa, ha delle funzioni, e quindi viene definito adesso, scusate, non coding DNA, cioè DNA non codificante. Qual è la differenza? È enorme la differenza, perché un conto è far pensare questa cosa non serve, la buttiamo via, e un conto è dire questa cosa non serve a questa funzione, ma ne ha delle altre. Questa denominazione pare, secondo alcuni studi, che abbia frenato la ricerca su quella porzione del DNA per 30 anni. Pensate quanto la metafora può essere potente in maniera, come dire, anche non voluta, perché lui stesso esitò lungamente su diversi termini. Anche qui è interessante andare a studiare, se qualcuno magari ha passione per questo, può essere, come dire, uno spunto per una tesi, andare a studiare come gli scienziati definiscono le metafore, perché molto spesso sanno benissimo che la metafora può essere travisata, non compresa, e quindi si pongono il problema di trovare un termine. Quindi sulle loro cogitazioni sono state scritte pagine e pagine. Quando poi parliamo di gene egoista, con Dawkins nel 1976, questa è una metafora di nuovo molto potente, perché noi attribuiamo al gene una volontà che non ha, dei comportamenti, come se fosse una persona umana. Quindi le metafore sono spesso legate anche ad un aspetto ideologico, come vedremo, a un convincimento, a una volontà di orientare la nostra conoscenza in un certo modo. Il nostro Junk, eccolo qua, fa un altro passaggio interessante e che mi permette di ricordarvi che quando c'è un'interazione concettuale tutti e due i concetti sono un po' cambiati, escono cambiati, un po' davvero come nel matrimonio, d'accordo? Dove due persone entrano ognuna con la propria testa, questo lo dico per esperienza di vita, e poi alla fine escono un po' cambiate dall'esperienza, d'accordo? E così anche i nostri matrimoni forzati qui. Il nostro Junk DNA, abbiamo visto, nasce in questo modo, qualcosa che non mi serve metto via, ma anzi nello stesso anno dobbiamo a Jacobson, che non è quello di prima o un altro, la creazione di questo termine junk food, che conoscete tutti, giusto? Che è il nostro cibo spazzatura, ancora una volta. In questo caso junk, preso dall'altra denominazione, passa all'interno del dominio del cibo, e qui però subisce una piccolissima modifica semantica. Perché? Perché quando noi parliamo di junk food non parliamo solo di cibo che non è buono, ma parliamo anche di cibo che ci fa male. Esatto. Mi dice il nome? Selene ha toccato il punto giusto, perché a partire da quel momento anche junk cambia, non solo food, non è solo il cibo spazzatura, ma è anche la spazzatura che non è più spazzatura, è una spazzatura che fa male, e infatti questa spazzatura che fa male noi la ritroviamo nel 1977 in questo termine junk bond, cioè le obbligazioni spazzatura, les obligations pourries in francese, se mi ricordo bene. E anche qui sono obbligazioni che fanno male all'investitore, perché possono provocare dei danni, d'accordo? Quindi come adesso si parla di junk space nell'architettura, si è parlato addirittura qualche anno fa di junkware, cioè del fatto che la nostra intera società sarebbe in qualche modo una società del rifiuto, ok? Però quello che è interessante è che non soltanto junk è proiettato sul DNA, ma anche, e poi sul cibo, ma anche il cibo interagisce con junk. Quindi per questo quando noi parliamo di metafora non parliamo mai di proiezione di un concetto su un altro, parliamo sempre di interazione tra due concetti. Ok, qualche altro esempio piuttosto creativo, questo qui, che ci introduce anche al discorso della mediazione. Questo è il discorso della crêpe stellaire. Allora, Jean-Pierre Luminet, direttore dell'osservatorio di Paris-Médon, qualche anno fa, 2008, scopre una particolare reazione delle stelle che passano vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero.
passo sul fatto che Orizzonte degli eventi è una metafora, che le forze di marea che sono citate lì sono una metafora. Quando voi passate vicino ad un buco nero, se passaste mai vicino ad un buco nero, vi succederebbe o di essere inghiottiti e quindi molto stirati, secondo un effetto che Stephen Hawking ha ripreso col termine di spaghettification proprio, anche qui, vabbè, non ho il tempo di passare tutte le metafore, ma invece Luminet scopre che la stella che riesce ad uscire dal campo di attrazione del buco nero subisce una deformazione, e questa deformazione ad un certo punto la appiattisce completamente. Questo momento di appiattimento lui lo chiama stellar pancake. Lui è francese, ma scrive ovviamente in inglese, perché per pubblicare la sua ricerca pubblica in inglese. La chiama stellar pancake. Questo stellar pancake è la nostra crêpe stellaire. È un po' diverso il concetto, culturalmente trovare l'equivalente non è semplicissimo. Noi abbiamo tradotto in italiano il testo di Luminet qualche anno fa con gli studenti, e gli studenti ci avevano proposto di chiamare questo fenomeno la piadina stellare. Però, esatto, cioè la reazione è stata no, anche no, è rimasto uno stellar pancake. Ma perché in realtà? Ci possiamo anche chiedere perché. Perché in realtà se la chiamassimo piadina stellare la dateremmo forse troppo alla realtà italiana. Beh, crêpe però va bene in realtà. Non sarebbe più percepita come un termine scientifico, e anche su questo vi invito a riflettere, non abbiamo tempo adesso, però quanto l'inglese ha influenza su questo non è una banalità, finché il termine è figurato ma in lingua inglese è diverso, diciamo, percepito. Scusate, grazie. Allora andiamo avanti, qui va bene, avete alcune altre, vado veloce perché devo andare a finire, ok. Selezione naturale, teoria delle corde, le onde elettromagnetiche, la mano invisibile nell'economia. Anche qui il linguaggio dell'economia ha delle vene metaforiche interessanti. Ci sono state concezioni meccanicistiche dell'economia e concezioni organicistiche che si sono affrontate nel tempo. Vedere l'economia come un organismo vuol dire concettualizzare l'economia e il mercato come qualcosa che si autoregola da solo. Vedere l'economia come una macchina vuol dire che qualcuno la macchina la deve guidare. Questo è vero anche della concezione dello Stato. Ci sono concezioni dello Stato nella storia della filosofia politica che sono legate a una concezione organicistica dello Stato. Lo Stato si autoregola da solo, oppure lo Stato è una macchina e la macchina va condotta. E questo in realtà non è il tema di oggi, ma la politica la usa molto questa metafora. Perché un conto è dire che lo Stato si può gestire da solo, e un conto è dire che bisogna rispettare il lavoro di chi lo sta conducendo. E se è una macchina, qualcuno la deve guidare. E a questa persona che la guida noi dobbiamo dare fiducia, possibilità d'azione. Quindi attenzione a quando sentiamo nel discorso politico, e lo sentiamo quotidianamente, utilizzare dei framing metaforici. Adesso non vi faccio degli esempi perché poi magari non c'è tempo, ma se avete domande su questo ci torniamo. Tutte queste sono metafore quindi creative. Il criterio di selezione si basa normalmente su due fattori fondamentali. Uno è la disponibilità della metafora, cioè bisogna che il dominio fonte sia presente in quella lingua cultura. L'altro invece è un criterio di opportunità. Quando in francese si decide di tradurre tutti i termini che fanno riferimento ai giochi nell'ambito della finanza, lo facciamo per un criterio di opportunità. Noi avremmo i termini, ma decidiamo scientemente di non usarli. Perché? Perché non vogliamo veicolare quel certo tipo di framing. Davanti veloce. Ok, e questo ci porta all'aspetto della traduzione, che anche questo ci interessa in quanto linguisti. Questo che dicevamo prima è un esempio di traduzione infelice. Perché infelice? Perché questa teoria, che è nata come teoria delle corde, degli strumenti musicali, è stata pubblicata naturalmente in lingua inglese, e quindi le corde degli strumenti musicali in inglese sono le strings. Peccato che quando siamo tornati in italiano queste strings non sono più state le corde, ma sono diventate le stringhe, che per noi all'inizio sono le stringhe delle scarpe. Questo è un caso di calco infelice. Diciamo che per chi studia questo fenomeno ormai le stringhe sono altra cosa, e quindi non... Però abbiamo perso quello che era l'ancoraggio metaforico, abbiamo perso quello che era la funzione che abbiamo detto prima, la funzione euristica, cioè conoscitiva. In francese la théorie des cordes ancora ci fa pensare alle corde del violino, alle corde della chitarra, d'accordo? Invece la teoria delle stringhe in italiano per noi è completamente opaca, e questo
È un problema che si è posto durante la traduzione. Lo stesso per il junk, che è diventato spazzatura, sai? Perché un conto è junk, appunto, qualcosa che si mette via, che non si guarda più, e un conto è dire lo butto perché non lo voglio più vedere e non lo potrò più utilizzare. E lo stesso accade per junk food. Quindi anche l'aspetto della traduzione delle metafore in realtà è un aspetto che può delineare dei framing diversi. Vi faccio un esempio: nell'ambito della finanza, il primo che mi viene in mente, c'è un termine che è aggressive accounting, quindi letteralmente il bilancio aggressivo, ok? Se non sbaglio in francese diventa aggressive, diventa flatteur, che è completamente diverso, ok? Viene dall'adulazione, diciamo, quindi dà l'idea di qualcosa che è concepito come migliorativo ma non aggressivo. Quindi i due termini in realtà puntano su due framing che sono diversi. Questo è il primo esempio che mi viene in mente, ma ce ne sono nelle scienze e nelle tecniche, ce ne sono centinaia. Allora, questo per darvi un po' il quadro di che cosa succede quando si creano dei concetti scientifici con questo tipo di struttura. Cosa succede invece adesso, vediamo in quest'ultimo segmento, quando noi comunichiamo pubblicamente intorno alla scienza e usiamo delle metafore. Quindi sfruttiamo appieno questa idea di framing. Ok, 11:35. Ok. Allora, passerò rapidamente senza i video. Vi ricordo, molti di voi si ricorderanno questo discorso del presidente Macron il 16 marzo del 2020. È il discorso in cui Macron chiude la Francia durante la pandemia, cioè proclama lo stato di lockdown, di confinement, ok? Vi ricorderete quello del nostro Presidente del Consiglio, d'accordo? Forse meno quello del Presidente francese. Quello che è particolare in questo discorso è che lui fin da subito decide di utilizzare una metafora per questo, e la metafora è la metafora della guerra, la malattia come una guerra. Su questo adesso mi soffermo un attimo. Malattia come una guerra. Nel giro di pochi secondi dice 6 volte siamo in guerra. Adesso lì ne avete una piccola trascrizione, ma questo discorso è il discorso nous sommes en guerre. Siamo in guerra contro un nemico invisibile. Lui dice non stiamo lottando contro un esercito, contro un'altra nazione, ma il nemico è lui. Adotta da subito la metafora bellica. In questo discorso, che vi segnalo se vi può interessare, 25 marzo a Mulhouse inaugura un ospedale da campo, comunque va a visitare un ospedale da campo, anche questo impegnato nella lotta contro la pandemia, e utilizza una metafora lunghissima, sempre bellica, in cui dice che lo Stato è in guerra contro la malattia, che c'è la prima linea composta dai medici, la seconda linea composta dalle persone che continuano ad assicurare le attività fondamentali, la terza linea e così via, quindi scrive tutto l'esercito, che sarebbe la nazione, quindi continua a usare la metafora bellica. Lui non è l'unico, lui ama la metafora bellica, bisogna dirlo, la utilizza spesso e volentieri, ma non è l'unico. Vi faccio vedere qualcun altro. Qui abbiamo Boris Johnson, che dice sempre nel 2020, yet this enemy can be deadly, but it is also beatable, and we know how to beat it, and we know that if a country will follow the scientific advice that is now being given, we know that we will beat it. And however tough the months ahead, we have the resolve and the resources to win the fight. In poche righe, enemy, beat, beatable, fight, win the fight, ok? In poche righe di nuovo la metafora bellica. Ok, e dirama Albania, 29 marzo. Qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partiranno per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non ribalteranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco dall'altra parte del mare, eccetera, eccetera, eccetera. In poche righe anche qui, metafora della guerra. Alla fine anche questa è una guerra che nessuno può vincere da solo e così via, così. State partendo per una guerra che è anche la nostra. Per prendere giusto un articolo in Italia, adesso 24 ore,
medici e infermieri morti e contagiati sulla prima linea del fronte contro il virus, una lista ogni giorno più lunga con i nomi di medici in grandissima parte vittime del dovere, perché impegnati in una lotta senza quartiere al coronavirus, una lotta al più delle volte combattuta quasi a mani nude, spesso dalla prima trincea di difesa, e così via, e così via. Allora, noi per tutto il 2020, tutti direi, siamo stati potentemente esposti alla metafora bellica, che è un modo di definire alcuni concetti che appartengono alla scienza, in particolare il concetto di malattia. È una metafora convenzionale, cioè una metafora a cui noi siamo fortissimamente abituati, e questo, ci dobbiamo pensare, ha un impatto forte sulla nostra concettualizzazione. Perché? Perché più la metafora è convenzionale e meno noi la mettiamo in discussione. Più è lessicalizzata nell'uso e meno noi siamo portati a pensare che è qualcosa che va analizzato. Cosa vuol dire aver detto alle persone durante la prima fase della pandemia, e poi vengo su questo discorso di prima e seconda fase, che la malattia è una guerra e che in quel caso la pandemia è una guerra? Vuol dire che le persone sono poste in uno stato di urgenza, di emergenza. Siamo in stato di guerra, e quando siamo in stato di guerra siamo in battaglia, accettiamo che ci siano dei comandanti dell'esercito, giusto? Che ci dicono cosa fare. Ed è per questo che il framing della guerra è stato molto utilizzato dal discorso politico nella prima fase della pandemia, perché questo permetteva di fare più facilmente, o meno difficilmente, accettare alcune condizioni che normalmente sarebbero state condizioni inaccettabili. Per esempio il venir meno delle libertà personali. Non posso uscire di casa. Perché non posso uscire di casa? Non posso uscire di casa perché siamo in guerra. C'è pericolo e quindi non esco di casa. Coprifuoco. Sì, coprifuoco è uno dei termini che sono stati utilizzati, tutto il lessico della guerra è entrato in gioco, lockdown, coprifuoco. Poi adesso andiamo a vedere, diciamo, anche che cosa questo ha prodotto. Perché la prima fase della pandemia? Perché se ve ne siete resi conto, nella seconda fase della pandemia la metafora è un po' cambiata, molto spesso è stata usata un'altra metafora, che è la metafora liquida. La pandemia come ondata, si è parlato di tsunami, di contagi, si è usata la metafora liquida. Perché la metafora è cambiata? La metafora spesso cambia perché non è più utile, perché è chiaro che se noi siamo in guerra, io mi affido a chi conduce le operazioni militari, ma chi conduce le operazioni militari ha una responsabilità, giusto? Che è quella di vincere la guerra. Se la guerra non si riesce a vincere, non è forse molto più utile per i decisori dire che c'è una guerra, perché questo significa anche che la guerra non siamo ancora riusciti a combatterla, a vincerla. Quindi invece adottare un framing diverso, che è quello della catastrofe naturale, cambia, ribalta il punto di vista. Perché? Perché nessuno può lottare contro uno tsunami, nessuno può prevedere che cosa succederà quando c'è una catastrofe naturale, nessuno è responsabile della catastrofe naturale. E quindi se voi andate a vedere, insensibilmente dopo la prima fase la metafora della guerra decresce e vengono utilizzate delle altre metafore. Questa della guerra però è stata molto sfruttata. E perché? Perché noi la usiamo sempre per descrivere la malattia, sempre. È qualcosa di connaturato in qualche modo alla nostra concettualizzazione della malattia. Quando parliamo di guerra parliamo di lotta contro il cancro. In realtà noi parliamo di lotta. Una domanda? Sì, solamente per dire che mentre dal nostro punto di vista veniva percepito come una lotta, dall'altra parte invece alcuni ecosistemi iniziavano a riprendersi, quindi per noi era... Sì, questo è vero, sì. Non abbiamo la loro testimonianza, però sì, è vero. Quindi siamo abituati a pensare alla malattia come se fosse una guerra. Parliamo di lotta contro il cancro, poi parliamo anche di lotta contro la disoccupazione, lotta contro il fumo, lotta contro qualsiasi cosa, e questo sarebbe da analizzare di più. Lo sappiamo e lo analizziamo criticamente da tanto tempo. Questo saggio 1978 ci dice, Susan Sontag ci dice che la malattia è concettualizzata metaforicamente come una guerra, e questa non è la miglior metafora che noi possiamo utilizzare per concettualizzare la malattia, anche se lo facciamo da talmente tanto tempo che persino i termini scientifici sono basati su metafore belliche. Per esempio parliamo delle nostre difese immunitarie. Quando io ero piccola soffrivo di otite.
scusate, cambio un attimo perché stiamo andando, vi ho stancato un po'. Soffrivo di otite e mio padre mi curava con delle gocce che mi bruciavano tantissimo l'orecchio, e per mettermi queste gocce mi diceva che dentro le gocce c'erano dei guerrierini. Mio padre non era medico, non aveva fatto neanche la terza media. C'erano dei guerrierini che avrebbero distrutto, battuto l'otite, che era un mostro cattivo che stava dentro l'orecchio. Ok? Questo per dirvi che anche una persona che non aveva studiato medicina, che non è, comunque concettualizzava questa cosa come una piccola guerra. Questo ha un impatto forte sulla nostra visione della malattia. E non è sempre un impatto positivo, perché? Perché in realtà se noi siamo in una guerra dobbiamo essere soldati forti, valorosi, dobbiamo battere la malattia, e se non ci riusciamo questa cosa ci deprime oltre misura, perché è colpa nostra se non siamo riusciti a vincere la guerra. E molti studi di medici, di psicologi sulle persone che sono malate per esempio di tumore ci dicono che questa metafora è fortemente diseducativa, perché produce nelle persone un sentimento anche di colpa rispetto a quello che si può o non si può fare, ma certe cose non dipendono dal malato, assolutamente. Quindi quello che avete qui, per esempio, una persona che ha studiato molto questo fenomeno si chiama Elena Semino, e vi consiglio di andare a leggere cose di Elena Semino se vi interessa. Ha analizzato molto il discorso pubblico, le metafore nel discorso pubblico, le metafore della salute nel discorso pubblico, quindi come anche cose, diciamo, concetti scientifici legati alla nostra salute vengono veicolati. E ha raccolto delle testimonianze di persone che avevano vissuto con dei malati o che avevano osservato dei malati, e in questo estratto vi si dice che per esempio questa persona sta guardando il letto in cui c'è il malato e che non poteva essere più chiaro che questa persona, Winston, non era il partecipante di una battaglia, lui era il campo di battaglia. E quindi questo ci dice che in realtà le persone sottoposte all'uso di queste metafore, che ci sembrano assolutamente banali, normali, in realtà fanno un lavoro che è un lavoro di decodifica costante, e questa cosa può essere un'ulteriore fatica. E queste metafore forse devono essere cambiate, forse i linguisti hanno anche un po' il dovere di mettere l'attenzione su queste metafore, porre l'attenzione su queste metafore, proporre delle nuove metafore. Ed è quello che fa il gruppo di Elena Semino con questo progetto che si chiama Metaphor Menu, e che chiede alle persone che sono malate di cancro di definire il cancro, ma magari usando metafore che non sono quelle della battaglia. Per esempio qui c'è una persona che dice it's not a fight but a relationship, un'altra dice I think of it more as working with cancer, quindi come un lavoro, un'attività. Qualcuno dice che è un compagno di viaggio, per esempio Gianluca Vialli, che voi ricorderete, aveva usato questa metafora, aveva detto è un ospite che spero che prima o poi si stanchi di procedere insieme a me. Ok, quindi operazioni di reframing. Che cosa fa il reframing? Fa proprio questo, cioè prende la metafora che non è più corretta o che si capisce che non è corretta, la cambia per poter permettere una concettualizzazione diversa. L'abbiamo fatto anche un po' in Italia, quando c'è stato il dibattito sui vaccini. Abbiamo usato la metafora calcistica spesso. Adesso non vi faccio vedere altri esempi, ne ho alcuni che sono anche stranissimi. Per esempio c'è la campagna dei vaccini della regione Piemonte, se non sbaglio, che ha Cavour, ma con il cappello da zio Sam che dice voglio te per vaccinarti, una cosa del genere. Quindi abbiamo provato un po' di tutto, ok? Però in alcune regioni, qui in questo caso, ne avete due, che lavorano sull'idea della partita, non sull'idea della guerra. Allora, è vero che anche lo sport è una situazione agonistica, ma non conflittuale e non violenta quanto una guerra. Quindi in questo caso c'è stata un'operazione di reframing su questo. Esiste anche un progetto, ve lo dico, che si chiama Reframe Covid, questo è ancora interessante secondo me, che va a vedere di riformulare le metafore belliche. Questo è un disegno di un disegnatore di lingua spagnola. Una di queste due famiglie non è in guerra. Perché? Perché questa è la famiglia che noi abbiamo conosciuto durante il lockdown, giusto? Ha vari modelli diversi. Ma questa non è una famiglia in guerra, questa è una famiglia in guerra. Allora, a partire da uno studio delle metafore ci permette di pensare a come il nostro sistema di conoscenza funziona,
capire cosa vuol dire anche diffondere la conoscenza scientifica. Per voi che vi occupate di redazione di testi, utilizzare una metafora, utilizzarne un'altra, non è così banale. Andare a cercare metafore nei testi per capire se queste metafore sono le metafore corrette è un lavoro di utilità sociale che noi facciamo e in qualche modo anche un dovere che noi abbiamo, perché abbiamo gli strumenti per farlo, non tutti scegliamo. Io avrei, scusate, terminato. Vi ringrazio. Se avete delle domande, delle reazioni, delle curiosità. Sì, Grazie. Grazie a voi. Grazie davvero Michela per questa bellissima lezione sulla metafora. Allora io apro appunto do la parola al pubblico, se qualcuno vuole intervenire anche da chi è collegato online. Scusate, io di solito investo le persone con un sacco di roba, quindi mi rendo conto che... Quindi recuperando... Prego, sì. Intanto grazie mille, Grazie a voi. molto interessante. Volevo chiedere, che forse me la sono persa io, all'inizio quando parlavamo dei tre tipi di metafora, Sì. quindi visuale, strutturale, Sì. Mi sono persa il nome della terza. Sì, le ultime sono analogie isolate, ok? ok. Diventa stesso catacresi direttamente, come l'ala del palazzo. Quando parliamo dell'ala di un palazzo, questo è un esempio che prendo in prestito da Michele Prandi, che ringrazio, perché se non fosse stato per Michele Prandi io non avrei mai studiato le metafore, quindi è colpa sua. Quindi se vi interessa, un'altra cosa che posso consigliarvi è di leggere i saggi di Michele Prandi. Quando parliamo dell'ala di un palazzo, noi non parliamo del becco di un palazzo, non pensiamo che il palazzo voli e cose del genere, sono analogie che sono destinate a rimanere isolate lì. Si usano tantissimo nelle tecniche. Cioè il linguaggio tecnico usa soprattutto quel tipo di metafora, il linguaggio scientifico usa soprattutto le metafore creative, perché producono conoscenza e poi anche gettano una determinata luce sulla conoscenza. Ho visto che state studiando anche gli aspetti legati all'emergenza climatica e anche Sì, lì sì. ci sono tantissime metafore, soprattutto metafore visive che vengono utilizzate per veicolare anche un determinato framing, che è il framing dell'ansia, dell'angoscia, della paura, quindi anche quello può essere un aspetto interessante da andare a approfondire. Perché c'è qui anche chi ci ascolta tra il pubblico che si sta specializzando appunto anche, vedo Maria Bortoluzzi e altri del gruppo, si lavora proprio anche sulla concettualizzazione poi dell'emergenza climatica, come può essere concettualizzata per essere così in maniera più efficace anche per suscitare una reazione positiva e non la paralisi che può essere creata magari da una cattiva comunicazione. Quindi, sì, diciamo che effettivamente i fenomeni che sono fenomeni sociali, che hanno a che vedere con fenomeni scientifici ma che sono fenomeni sociali, risentono molto di questo tipo di dinamica. Un altro fenomeno che è concettualizzato spesso per metafora è quello della migrazione, per esempio. La migrazione è spesso concettualizzata attraverso la metafora del fluido. Noi abbiamo le ondate di immigrazione, in francese abbiamo avuto, diciamo soprattutto nel discorso di destra, lo tsunami migratorio, abbiamo avuto la déferlante migratoire, la sommersione migratoria, anche lì utilizzare la metafora del fluido per descrivere le persone è sostanzialmente convenzionale, perché noi parliamo di ondate, di arrivi di persone, ok? Però in realtà quando la metafora viene rivitalizzata e noi parliamo di uno tsunami, si fa un lavoro, il discorso politico fa un lavoro su questa metafora, che è un lavoro per produrre normalmente un framing di paura, di ansia e anche di chiusura. Se c'è un liquido che invade casa vostra, voi cercate di chiudervi dentro sostanzialmente, quindi c'è tutto un lavoro che si fa più o meno cosciente nel discorso politico, spesso un lavoro cosciente sulla decodifica del framing. In Italia un pochino meno, però in Francia la metafora liquida è stata proprio tanto utilizzata a livello di discorso politico per la migrazione. Tra l'altro segnalo che sulla metafora liquida, vi segnalo che in ottobre a Genova c'è un convegno sulla metafora liquida, Maria lo sa, si chiama Water Force, cioè Water Metaphors,
E chi lavora sulla metafora liquida sappia che ci sono anche degli studi che riguardano in generale, diciamo, l'impatto che la metafora dei liquidi può avere e che viene spesso associato a situazioni di ansia o di inquietudine. Quando parliamo anche dei sentimenti, la rabbia scalda, la depressione magari vi sommerge e così via. Questo è legato ad un'ultima cosa che non ho citato stamattina, però è interessante lo stesso. Il cognitivismo ci dice che molte di queste metafore sono metafore legate alla nostra corporeità. Si parla di embodiment in questo senso, cioè di incarnazione all'interno proprio delle nostre esperienze corporea. Quando parliamo di rabbia, in tantissime lingue noi usiamo metafore che sono legate al calore, perché quando ci arrabbiamo la temperatura ci scaldiamo. Normalmente sale, esatto. Quindi c'è anche questo aspetto da tenere presente. In quelle che sono metafore molto convenzionali spesso c'è un ancoraggio che è un ancoraggio proprio fisico. È una questione molto complessa. Ci sono altre domande? Prego. Tia ha fatto l'esempio dell'espressione hit and run in inglese, che poi in francese viene tradotta con action care. Sì. E volevo chiedere se è giusto dire in quel senso che attraverso la traduzione comunque si opera un tipo di reframing? Sì, in qualche modo sì, certo, sì. Quindi la metafora non è sempre a prescindere. Allora, non sempre. Quando le blue chip diventano valeur de premier ordre, no, perché quello è un termine che non è metaforico. Però ci sono diversi casi di traduzione. Adesso io sulla traduzione è stato scritto tanto, direi, non troppo sulla traduzione delle metafore scientifiche, ma Colomba per esempio si è occupata della traduzione delle metafore scientifiche. Non sempre la metafora corrisponde a una metafora. Allora, ci sono metafore che corrispondono a metafore con lo stesso campo fonte, ok? Black hole, trou noir. Poi ci sono delle metafore in cui c'è una modulazione, quindi c'è un'altra metafora come action éclair per esempio, ma non è la stessa del campo di partenza, e poi c'è la neutralizzazione della metafora, grosso modo, diciamo. Quindi molti di quei termini che sono figurati in inglese, in francese diventano termini che non hanno una natura figurata, e questo è, da quello che io ho potuto capire, è deliberato. Cioè è una scelta dell'istanza di produzione fare sì che il termine non sia figurato e che sia il più possibile comprensibile all'utente. Anche uno di neutralità? Sì, ma anche di trasparenza delle informazioni. È quello. È proprio la comunicazione al cittadino, secondo me, in quel caso diciamo, il punto focale. C'è da dire che il linguaggio della finanza non nasce come linguaggio di comunicazione al cittadino, ma nasce come linguaggio settoriale all'interno di una comunità socioprofessionale precisa, che quindi condivide i codici, sa anche in qualche modo mettere freno alla concettualizzazione fatta in un certo modo e così via. Nel momento in cui viene trasposto, per la finanza, io ho studiato abbastanza i termini della finanza, c'è un'attenzione secondo me a neutralizzare le potenziali metafore, quindi i termini in francese sono neutri. In italiano succede purtroppo un'altra cosa, succede che noi prendiamo a prestito integralmente i termini in inglese, quindi perdiamo il framing, ma perdiamo anche l'ancoraggio cognitivo di queste metafore, quindi per noi sono completamente opache. La metafora del wormhole, il trou de verre in francese, non so se avete visto, sicuramente avrete visto film in cui si passa da una dimensione spazio-temporale all'altra, ok? Con queste passerelle che vengono definite wormhole, cioè letteralmente sono i buchi che fanno i vermi dentro la mela, come se questi universi paralleli fossero una grande mela e questi buchi ci permettono di passare da una dimensione all'altra. Trou de verre è il termine francese, è completamente trasparente. Wormhole è completamente opaco. Quindi per un locutore italiano questa metafora in realtà non è una metafora, non la riconosce come tale se non conosce l'inglese. Questo è un problema ancora diverso, che è legato alle politiche linguistiche in Italia e che abbiamo visto con termini anche medici come booster durante la campagna vaccinale. Quando c'è stato il richiamo dei vaccini, non si sa perché la stampa parlava di booster, che comunque è una metafora anche quella in qualche modo. Però l'Accademia della Crusca aveva fatto notare che booster per una persona di 80 anni fragile che magari legge poco il giornale è completamente opaco. Cos'è un booster in realtà? Non ha nessun ancoraggio di nessun genere. Che noi abbiamo in italiano il termine richiamo, e che il termine richiamo va benissimo perché è un richiamo di un vaccino,
Ciò nonostante la stampa ha continuato a utilizzare booster e molto spesso questi termini, diciamo, nella comunicazione poi di stampa passano con questa opacità. Spread è un altro di questi termini che è stato oggetto di tantissimi studi. Mi sembra che il nostro collega Danio Maldussi, Università di Bergamo, abbia analizzato, diciamo, la circolazione del termine spread e anche le varie deformazioni che questo termine ha subito. È una barriera ulteriore poi per la comprensione, sì. perché sì, bisogna in qualche capire, modo per sì. noi in italiano sì, molti di questi termini ci arrivano sotto forma di prestito. È vero che la conoscenza dell'inglese adesso è abbastanza diffusa, però non è detto. Sì. Whistleblowing è un altro di quei termini assolutamente opachi, che anche qui la scrittura chiara, sì, diciamo, ha parecchio lavoro da fare. Quindi in quel caso lì si parla di metafora solo a livello tecnologico, cioè Sì, di derivazione, sì. Non è più In quel momento diciamo che sì, non si attiva per noi l'interazione, si attiva per un locutore anglofono, assolutamente no. Cioè, a meno che non conosciamo molto bene l'inglese, quindi riusciamo a risalire, se no il termine resta assolutamente opaco. Questo è un problema anche di traduzione, come rendere questi termini. Credo che abbiamo finito. Io avrei un sacco di domande, credo che il tempo è tiranno per usare un'altra metafora e quindi ringrazio Grazie a voi, ancora grazie a Micaela casa. Rossi, grazie a tutti Grazie e mille. poi proseguiremo Grazie questa alla pazienza. conversazione.